Noi è già dal 2010 che organizziamo questa manifestazione ed è una manifestazione di endurance dedicata alla mountain bike. Diciamo che abbiamo cercato di far confluire il più possibile atleti endurance sul nostro territorio per un discorso soprattutto di valorizzazione sia dello sport ma anche e soprattutto della nostra zona dei Colli Berici. Abbiamo cercato di trovare il modo, tramite uno sport diciamo che ci dà la possibilità di mantenere questi atleti per 2 giorni e 2 notti a Barbarano Vicentino, e diciamo che dal 2010 abbiamo avuto un grande ritorno dal punto di vista della partecipazione e ci stiamo impegnando per portare avanti questo che ormai è diventato a tutti gli effetti un festival endurance, dove oltre alla mountain bike siamo riusciti a coniugare altri 7 sport in contemporanea, dal beach volley, lo spinning, il walking, il nordic. Abbiamo fatto proprio un palinsesto completamente dedicato all'endurance e questo coinvolge molto la nostra comunità e coinvolge molto tutte le squadre che dal 2010 ci stanno riconoscendo, come dire, una fedeltà costante. Quindi una cosa da sottolineare, si tratta di un'attività sportiva che porta comunque economia e una ricaduta positiva su tutto il territorio, questo bisogna sottolinearlo, Prosdosio. Sì, abbiamo cercato in tutti i modi e ci stiamo riuscendo fortunatamente di dare a questa manifestazione un'entità proprio di promozione del territorio. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo che la gente si renda conto che lo sport è vita per il territorio e vogliamo portare avanti questo progetto, diciamo, a 360 gradi, non necessariamente solo per il nostro paese ma per tutto il territorio berico, euganeo e veneto in particolare.